importante e titolo d'apertura, quello di sera a Milano, nella cena di finanziamento a 1.000 euro a botta a testa per il Partito Democratico renziano. Se per paura frenano il patto del Nazareno, andremo avanti da soli. Sentiamo l'urgenza delle riforme, non possono essere rallentate. Il patto del Nazareno non può essere fermato perché qualcuno ha paura di mandare avanti le riforme. Se qualcuno pensa di fare il temporeggiatore, diciamo che andiamo avanti anche da soli. C'è senso di urgenza sulle riforme, ha detto ieri Renzi alla cena di finanziamento del PD. La settimana prossima incardiniamo il testo della legge elettorale in Senato, ha detto ancora il premier Renzi. L'intervento è stato pubblicato stanotte su Udem, la TV del Partito Democratico, e viene anche ripreso per circa un minuto dall'agenzia ANSA in prima pagina. Io ho il compito di disturbare la vostra cena. Quindi innanzitutto chiederei alla straordinaria organizzazione se spenge queste luci prima che inizi a tirare qualche sasso. Queste due qui, grazie, ancora un po'. Vabbè, adesso capisco che abbiamo preso 1.000 euro a testa, ma sulle luci possiamo risparmiare. Ecco. Vorrei innanzitutto ringraziarvi dal profondo del cuore. Credo che per molti di voi non sia stato semplice spiegare a cosa vai a fare stasera. No, vado a una cena, vado a dare 1.000 euro al PD. E la moglie o il marito aveva detto: dimmi dove vai davvero, non mi raccontare. No, vado a dare 1.000 euro al PD. E però è un tentativo che noi stiamo facendo di dimostrare che si può organizzare in modo diverso un partito politico. Noi siamo stati tra quelli che hanno scelto di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti. Questa scelta ha delle conseguenze, la prima delle quali è esattamente il tentativo, il desiderio di poter finanziare il partito in un modo diverso. E lo facciamo non perché vogliamo semplicemente cambiare la politica, cosa che è importante, ma perché pensiamo che in questo momento il Partito Democratico abbia la responsabilità di cambiare l'Italia. Bene, il resto, un'ora e passa, ve lo potete sentire su Udiem, ma anche a quanto pare sull'agenzia ANSA, che lo mette in primo piano tutto integralmente il discorso di Matteo Renzi. Intanto sulla questione del patto del Nazareno, secondo titolo dell'agenzia ANSA, Stefani, la ministra Boschi è fermo perché in Forza Italia litigano. Dopodiché passiamo alle altre notizie. Dalla prima pagina dell'ANSA di stamani finisce anche la notizia di cronaca degli arresti domiciliari di una maestra elementare di Milano beccata a spacciare cocaina nel retrobottega del suo negozio di artigianato. La donna sessantenne è stata pizzicata tra bilancini e buste di cocaina mentre cedeva la droga, di cui ha ammesso anche l'uso personale, a una coppia di conoscenti. La donna col giudice si è detta preoccupata di perdere il lavoro da maestra elementare, ma il tribunale non le ha concesso il permesso di uscire per tornare tra i banchi, scrive l'agenzia ANSA. Poi c'è un'altra questione, naturalmente queste sono le questioni più importanti, dopodiché invece abbiamo le questioni meno importanti, come lo scandalo enorme, peraltro uno scandalo i cui contorni essenziali già si conoscevano, sono usciti però i documenti. Che il Lussemburgo fosse un paradiso fiscale lo sapevano tutti. Comunque, che Juncker fosse stato il premier del Lussemburgo e ministro delle finanze in 20 anni, anche questo lo sapevano tutti. Che sia stato eletto, ciò nonostante, al vertice, o proprio per questo, della Commissione europea, tutti lo sapevano. In ogni caso adesso sono usciti i documenti a cura di un sito di giornalisti americani, l'International Consortium of Investigative Journalists, che ha pubblicato il tutto. Vi raccomando e vi consiglio di andarvelo a vedere in originale sul sito appunto dell'International Consortium, in sigla fa ICI e Ilunga, ve lo trovate facilmente via google.org, mi pare sia l'indirizzo esatto, però è facilissimamente rintracciabile attraverso una ricerca Google, il sito del consorzio giornalistico che ha radunato i documenti, chiamati LuxLeaks, perché sono documenti originari messi in rete come quelli di Wikileaks. La credibilità del presidente della commissione Juncker, ha detto il ministro dell'economia Padoan, affermazione assai impegnativa, la credibilità di Juncker non è a rischio e la vicenda LuxLeaks è il risultato di un clima di trasparenza, ha detto il ministro dell'economia italiano Padoan, rispondendo a chi gli chiedeva se la questione fosse un problema per il ruolo del presidente della commissione Juncker.
Penso assolutamente di no. Interpreto questo fatto come risultato di un clima in cui c'è molta più trasparenza, ha detto Padoan. Lo dimostrano le decisioni prese con l'adozione dello scambio automatico di informazioni tra paesi. Il caso LuxLeaks è enorme e è scoppiato proprio ieri. Jean-Claude Juncker si è ritrovato al centro della polemica, ha guidato per 18 anni consecutivi, dal 1995 al 2013, il Lussemburgo, cassaforte d'Europa. Da presidente della nuova Commissione europea aveva detto di essere un tipo che non trema davanti ai primi ministri. Viene chiamato in Parlamento da socialisti e liberal-democratici, alleati dei popolari nella coalizione europea, a garantire che lotterà contro l'elusione fiscale che il suo paese ha promosso per decenni. La sua credibilità è in gioco, dicono non pochi. Marine Le Pen ne chiede le dimissioni. Il Movimento 5 Stelle parla di scandalo, prova dell'ennesima contraddizione di questa Unione Europea che si fa guidare da un personaggio che ha avuto come scopo politico quello di far guadagnare il suo paese sulle spalle degli altri partner europei. Il portavoce della Commissione, il greco Margaritis Skinas, assicura che il governo Juncker tratterà la questione come un caso di aiuti di Stato, ma poi ne parliamo in dettaglio di questa vicenda. Intanto c'è una protesta che infiamma a Bruxelles a proposito di Europa, 100.000 in piazza, tensioni con la polizia, gli scontri e gli incendi durante lo sciopero generale dei lavoratori belgi. La questione è di politica interna belga, violenti scontri tra alcune centinaia di manifestanti e forze dell'ordine che avrebbero causato feriti anche gravi, si sono verificati a Bruxelles in occasione dello sciopero generale indetto per oggi contro le politiche di austerità annunciate dal nuovo governo belga di centrodestra. Circa 100.000 persone hanno attraversato, secondo stime sindacali, la città in segno di protesta. Alcune centinaia si sono poi sganciati dal corteo e, armati di bastoni, pietre e bottiglie, hanno dato vita a scontri con la polizia, dando fuoco anche a delle auto, come certificano le foto pubblicate dall'agenzia ANSA. Infine una notizia che ha del curioso, per così dire, viene dalla Turchia. La mente dell'11 settembre diventa un testimonial per cosmetici. La mente dietro l'11 settembre, Khalid Sheikh Mohammed, è diventato testimonial di prodotti per la depilazione. Finisce nella bufera un'azienda turca che ha utilizzato la foto dell'uomo ora rinchiuso nel carcere di Guantanamo per pubblicizzare le sue creme, con lo slogan "I peli non andranno via se continui ad aspettare". Non sapevamo che fosse un terrorista, abbiamo scelto la sua foto perché è molto peloso e perché l'immagine gira sui siti satirici turchi, ha detto un responsabile dell'azienda turca. Con questo lasciamo perdere le notizie importanti di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani e vediamo alle notizie trascurabili. Trascurabile è il fatto che i pensionati avranno un bel taglio alle loro pensioni, con riduzioni fino al 16%. Ne parla oggi Tobia De Stefano in primo piano su Libero. Non è un bel momento per le pensioni degli italiani. Prima la legge di stabilità, che ha pensato bene di alzare l'aliquota fiscale sui rendimenti dei fondi pensionistici integrativi dall'11,5 al 20%, ma ora arriva qualcosa di più. Una vera e propria doccia gelata sui contributi che ogni anno si versano per ritrovarsi poi la pensione mensilmente, gli assegni pensionistici, i contributi, il montante come si dice, cioè il totale dei contributi versati mano a mano ogni anno. Il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno inviato alle casse di previdenza e al Ministero dell'Economia una lettera dove chiariscono che il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante nel 2014 è negativo. Cosa significa? È negativo perché è pari al meno 0,19%. Cosa significa? Che quello che è stato messo da parte, il montante appunto, cioè i contributi pensionistici accantonati, anziché rivalutarsi, verranno svalutati. È una specie di tassa, sostanzialmente, di sottrazione. Io ho messo da parte 100 di contributi previdenziali, quest'anno il mio 100 diventa 99-98 quel che l'è. Così chi al 31 dicembre del 2013 aveva accumulato finora 150.000 euro di contributi sconterà un taglio di 289.000 euro, cioè 150.000 meno lo 0,19%. Chi ne aveva messi da parte 100.000 registrerà una perdita di 192 euro, chi poteva vantare un importo da 50.000 euro si ritroverà una sforbiciata da 96 euro.
La beffa si aggiunge al danno, cioè al fatto che al netto dell'inflazione le pensioni contributive hanno già perso potere d'acquisto. A piangere sono in tanti, perché a rimetterci non sarà solo chi ha mosso i primi passi nel mercato del lavoro dopo il gennaio del 96, perché le pensioni si calcolano col sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12 del 95, riforma Dini, e per chi esercita l'opzione del sistema di calcolo contributivo. Piangerà anche chi ha iniziato prima ma è caduto nell'allargamento delle maglie della riforma Dini previsto dalla legge Fornero. Dal 1 gennaio 2012 anche ai lavoratori che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/95, cioè alla riforma Dini, sarà applicato il contributivo sulla quota di pensioni maturate a partire dal 1 gennaio del 2012. Tutto ruota intorno al PIL, prodotto interno lordo, perché la legge Dini prevedeva un meccanismo che in pratica voleva rivalutare i contributi versati negli anni. E in che modo? Si è pensato di rivalutare i contributi versati negli anni, di legare in qualche modo la rivalutazione presunta all'andamento del prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni. La legge Dini recita infatti che il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente all'anno da rivalutare. Il tasso poi si applica all'intero montante contributivo accantonato all'anno precedente, per esempio quello del 2014 vale per ciò che si è accumulato fino al 31 dicembre 2013. In virtù dell'andamento negativo del prodotto interno lordo fra 2009 e 2013, meno 5,5% nel solo 2009 il PIL, l'ipotesi di una rivalutazione è diventata una svalutazione di fatto. Bastava guardare la serie storica degli ultimi anni per capire come sarebbe andata. Si passa da un tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti del 6,2% nel 96 al 3,32 del 2009 fino allo 0,16 del 2013. Mano a mano dunque con la crisi anche il meccanismo della riforma Dini si traduce in un segno meno, vale a dire la rivalutazione di ciò che si è accantonato per la pensione, essendo legata al PIL, e siccome il PIL è arretrato diventa negativa, cioè quello che io ho accumulato perde di valore perché è legato all'andamento del prodotto interno lordo. Alla fine quello che più preme ai pensionandi è un'altra questione però ancora, il tasso di sostituzione, cioè a quanto ammonterà l'assegno previdenziale, la pensione, in rapporto all'ultima busta paga. Quindi da una parte il PIL negativo fa svalutare quello che si è accantonato. Quest'anno, lo ha comunicato il Ministero del Lavoro, quello che si è accumulato fino al 31 dicembre dell'anno scorso verrà svalutato dello 0,19%. Altra domanda, quanto prenderemo di pensione rispetto all'ultima retribuzione? Anche in questo caso le cose vanno male, sempre per colpa del PIL, della crescita che non c'è. Secondo i dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, spiega oggi a Libero Alberto Brambilla, uno dei maggiori esperti del sistema pensionistico italiano, i tassi di sostituzione formalmente sembrano buoni, si va dal 73 al 79% per i dipendenti, dal 64 al 71% per i lavoratori autonomi. Questo vuol dire che in sostanza, mediamente, di pensione uno prende dal 73 al 79% dell'ultimo stipendio per i dipendenti, dal 64 al 71% per gli autonomi. Ma le proiezioni considerano uno sviluppo del prodotto interno lordo reale dell'1,57 con inflazione al 2% e una crescita dei salari reali dell'1,51%. Negli ultimi anni tutti questi parametri sono cresciuti molto meno delle previsioni. In 7 anni, tra il 2008, inizio della crisi, e il 2014, avremmo dovuto avere una crescita del prodotto interno lordo reale del 10,9% e invece la rivalutazione in termini reali dei contributi è stata pari in negativo a meno 4,5%. Risultato, ad oggi, in termini di rivalutazione dei contributi versati, siamo sotto di circa 16 punti percentuali e le cose non vanno meglio sul versante della crescita delle retribuzioni dei lavoratori. Morale della favola, conclude Brambilla, i veri tassi di sostituzione dovranno essere rivisti al ribasso di almeno 10 punti,
cioè ben sotto il 70% per i lavoratori dipendenti e sotto il 60% per gli autonomi. Il prodotto interno lordo, insomma, sprofonda e porta giù anche le pensioni. La rivalutazione dei contributi per la prima volta nella storia è diventata negativa e negli ultimi 7 anni gli assegni pensionistici hanno perso il 16%. 16 è anche un altro numero che è contenuto in un decreto sblocca Italia. Di queste cose però il governo non va menando grande vanto, c'è da capirlo, perché è un regalo da 16 miliardi che certamente non può piacere al popolino, al popolo bue, alle persone comuni, perché è destinato ai concessionari autostradali. Il tutto nel decreto sblocca Italia, dove risalta, spicca, per chi lo vuol vedere naturalmente, un regalo da ben 16 miliardi di euro a un limitato gruppo di concessionari autostradali. A far la parte del leone, nell'accaparrarsi il regalo, il gruppo Gavio. Per le concessionarie autostradali l'articolo 5 del decreto, chiamato Sblocca Italia, consente la proroga senza alcuna gara della durata delle concessioni autostradali. Su questa faccenda oggi c'è un articolo di Tino Oldani molto chiaro su Italia Oggi, ma anche un intervento sul sito lavoce.info di Giorgio Ragazzi, ex dirigente del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che ha pubblicato sul sito lavoce.info una simulazione dei vantaggi finanziari che i concessionari autostradali otterrebbero dal decreto Sblocca Italia del governo. Bene, sulla faccenda hanno avuto da ridire in Parlamento non soltanto i partiti di opposizione, ma anche il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, perché il provvedimento non aveva i requisiti previsti per un decreto legge e la Commissione europea ha chiesto chiarimenti prima di aprire la classica procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme di concorrenza, perché qui le concessioni autostradali vengono prorogate ai concessionari senza gara. Per tutta risposta, il ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, ha detto che il decreto non si tocca perché assicura nuovi investimenti e non prevede rincari tariffari. Peccato che c'è il super regalo da 16 miliardi, per la maggior parte al gruppo Gavio. E il gruppo Gavio, i rappresentanti del gruppo Gavio erano dati come ospiti d'onore, poi non sono andati alla cena di ieri. Comunque, che siano andati o non andati, cambia poco. Le cifre in ballo sono parecchio consistenti e, dicevamo, l'economista Giorgio Ragazzi ha pubblicato sul sito lavoce.info un articolo dove si simulano, si immaginano, si calcolano i vantaggi finanziari che i concessionari di alcune autostrade ottengono da questo decreto Sblocca Italia, moltiplicando il margine operativo lordo del 2013 per il numero di anni in più assicurati da questa proroga delle concessioni. L'economista ha ottenuto i seguenti risultati. L'Autobrennero, la cui concessione scade quest'anno 2014, otterrebbe una proroga di appena 31 anni in più, cioè la proroga viene, diciamo così, concessa fino al 2045. Moltiplicando il margine operativo lordo del 2013 per 31 anni, Autobrennero avrebbe in totale un guadagno lordo assicurato di 4 miliardi e 743 milioni di euro. Autovie Venete, con 21 anni di proroga tramite il decreto Sblocca Italia del governo Renzi della concessione, si assicurerebbe 1 miliardo e 533 milioni. Il gruppo Gavio lo vediamo dopo la pubblicità, quanto guadagnerà da questo decreto Sblocca Italia con la concessione, anzi con la proroga delle concessioni autostradali per un totale, bazzecola, di 16 miliardi di euro. Tanto poi parliamo della finanziaria che ne taglia 18, secondo le slide, gli annunci e via dicendo. Poi ha fatto 4 calcoli e hanno visto che non è così. Però di questi che sono sicuri, 16 miliardi di regali, non ne parliamo perché non fa fino. Quante
e al regalone da 16 miliardi di euro a un limitato gruppo di concessionari autostradali, per la maggior parte controllati dal gruppo Gavio. Il decreto consente di prorogare senza fare alcuna gara la durata delle concessioni. Per Autobrennero, abbiamo detto, c'è una proroga di 31 anni in più di concessione. La concessione scade quest'anno. 31 anni di concessione significherebbero 4 miliardi 743 milioni di euro di guadagno lordo assicurato. Per le autovie venete 21 anni di concessione e 1 miliardo e 533 milioni di guadagno lordo assicurato, mentre 5 autostrade del gruppo Gavio, la Torino-Piacenza, la Torino-Milano, l'Autostrada dei Fiori, la Salt Ligure-Toscana e la SAV, grazie a nuove proroghe tra 11 e 26 anni, metterebbero insieme un guadagno lordo di 9 miliardi e 644 milioni. Commenta l'economista Giorgio Ragazzi sul sito lavoce.info. È una cifra imponente, circa 16 miliardi, è quasi la metà della manovra della legge di stabilità annunciata da Renzi. Soltanto una piccola parte di questi flussi di cassa, scrive Ragazzi, serviranno a coprire i costi degli investimenti già effettuati e non ancora ammortizzati. Per il resto, il beneficio della proroga viene giustificato dal governo come compenso per nuovi investimenti, 11 miliardi, che le concessionarie si sarebbero impegnate a fare. Pare però che il beneficio delle proroghe superi di gran lunga il costo dei nuovi investimenti ipotizzati, tanto più che poi, quando si realizzano, i pedaggi vengono aumentati per coprire i costi. Risultato: c'è il rischio di pagare 2 volte il costo di questi investimenti promessi dai concessionari autostradali, prima con la proroga delle concessioni e poi col fatto che costoro comunque aumentano i pedaggi. Un doppio regalo alle concessionarie senza alcun introito da parte dello Stato. Per queste evidenti anomalie, l'articolo 5 del decreto Sblocca Italia ha avuto un iter molto tormentato in Parlamento. Dopo i rilievi della Commissione europea, l'intransigenza del ministro Lupi, il quale ha detto non importa, facciamo il decreto e chi se ne frega, ha dovuto cedere il passo a una profonda riscrittura del testo, ma non è detto che ciò basti per ottenere l'ok di Bruxelles. La Commissione europea aveva rilevato che il decreto sembra consentire la realizzazione di significative modifiche ai contratti di concessione esistenti e riguardanti i lavori da realizzare nell'ambito del rapporto concessorio e il livello delle tariffe. Innovazioni tutt'altro che in regola con le norme europee, perché le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto pubblico in corso di validità costituiscono nuova aggiudicazione, dice la Commissione. E una nuova aggiudicazione richiede una gara pubblica per il rilascio della concessione, gara di cui nel decreto non c'è traccia, visto che al contrario c'è la proroga, come dicevamo. Le società concessionarie ovviamente appoggiano il decreto Sblocca Italia, lo considerano fondamentale per coprire il costo dei loro futuri promessi investimenti, quelli che poi invece ci ritroveremo pagati anche con gli aumenti dei pedaggi. Secondo l'economista Ragazzi, questa tesi non sta in piedi perché gestire un'autostrada è un'attività molto semplice, in sostanziale monopolio e senza rischi imprenditoriali. Tutti gli interventi sono finanziati a debito e i debiti come vengono fatti pagare? Coi pedaggi agli automobilisti. Eppure, attraverso le proroghe si perpetuano le rendite per le società concessionarie, alle quali viene già assicurato col sistema delle tariffe un rendimento molto elevato, del 9-10% almeno, sul capitale investito. Tra i commenti postati sul sito lavoce.info a questo articolo c'è un lettore che sottolinea che un solo ticket di andata e ritorno sulla Milano-Torino o sulla Torino-Aosta costa come un intero anno di percorrenza sulle autostrade svizzere, mentre in Germania le autostrade sono gratis. Sulle autostrade Matteo Renzi non ha cambiato verso, conclude nel suo commento Tino Oldani su Italia Oggi. A proposito però di quattrini, prima di tornare a Juncker, c'è anche da segnalare, l'abbiamo fatto velocemente stamani, ma adesso ci diamo un'occhiata un pochino più dettagliata, un articolo, peraltro breve, di Francesco Battistini oggi sul quotidiano Il Corriere della Sera, sul Kosovo. Del Kosovo non si parla praticamente più. La guerra del 99 contro la Serbia in ragione del Kosovo, ce la ricordiamo tutti. Di quello che è accaduto dopo si è parlato molto meno, con le missioni europee, NATO e via dicendo.
Ebbene, adesso viene fuori una storia di mazzette della missione europea EULEX, che era la missione europea destinata appunto al Kosovo, che aveva il compito di aiutare il Kosovo a diventare uno Stato di diritto, insomma uno Stato nato sulla base della presa del potere agevolatissima di una banda di guerriglieri come quelli dell'UCK, assistito, finanziato, strafinanziato in maniera esorbitante una quantità di soldi per farlo diventare uno Stato di diritto. EULEX è la missione per il Kosovo voluta dall'Unione Europea, approvata nel febbraio 2008, nella quale a quanto pare, tanto per non farsi mancare l'orgoglio di essere italiani, di cui da Renzi ai 5 Stelle ormai tutti si riempiono la bocca, per non farsi mancare motivi di orgoglio per essere italiani, si sono distinti a quanto pare soprattutto alcuni giudici italiani. Di che si tratta? Si tratta di ciò che cerca di raccontare, sebbene in maniera molto breve, oggi il Corriere della Sera. L'ultima volta che l'Europa si è accorta del Kosovo, qualche settimana fa, è stato nel corso della partita Serbia-Albania. Sono volati droni e cazzotti, ma era robetta. Da qualche mese la rissa è sull'Unione Europea e sulla più grande e costosa delle missioni europee di pace, EULEX, la missione in Kosovo. 1 miliardo di euro, staff da 3.000 funzionari, doveva rimanere solo 2 anni e lì da 7 anni, doveva costruire il Kosovo indipendente, si è completamente impantanata. C'è del marcio a Pristina, scrive oggi il Corriere della Sera, e la corruzione è diventata una priorità. Lo ha detto la ministra Federica Mogherini, ministra degli esteri fino all'altro giorno, alla sua prima conferenza stampa come ministra degli esteri europea. Mogherini ha annunciato la nomina di un esperto legale indipendente per valutare la missione europea EULEX, che è un pantano nel quale si sono sprecati miliardi di euro. Serve mettere le mani nel pantano del Kosovo ed è già troppo tardi, scrive oggi il Corriere della Sera, perché l'affare è un affare losco, brutto, e l'Italia rischia di rimetterci la faccia. Sono 2 gli italiani a guidare le più importanti missioni internazionali, i civili della missione EULEX, i militari della missione KFOR. Ma tra funzionari cechi e canadesi, nella bufera è finito soprattutto un italiano. Si tratta di un giudice, Francesco Florit, accusato di bustarelle da 300.000 euro e di aver chiuso un occhio su un chiacchierato ex ministro e su un attentato a un ristorante. Florit, il giudice italiano, era candidato al Tribunale sui crimini di guerra dell'UCK, il partito che è poi diventato il governo del Kosovo. Contro il giudice italiano ci sono pesanti intercettazioni finite sui giornali, non italiani ovviamente, e strani contatti da spiegare. E c'è anche l'azione battagliera di un magistrato, la procuratrice inglese Maria Bamier, che ha indagato sul giudice italiano Florit e su un altro magistrato italiano, Maurizio Salustro. Dopodiché è stata rimossa lo scorso agosto per violazione del segreto istruttorio. Ma la procuratrice britannica ci tiene a far sapere che è stato tutto, come dire, un complotto ai suoi danni per eliminarla. Ma quale fuga di notizie, ha detto la procuratrice inglese. Sono finita sulla lista nera appena ho sollevato il coperchio della corruzione della missione EULEX. Ho imparato a guardarmi dai miei capi che vanno a cena coi politici kosovari locali e poi fanno uscire le cose sulla stampa. Non mi fido delle inchieste interne, ha fatto bene Mogherini a nominare un esterno, un consulente legale esterno, ha detto la procuratrice britannica. All'Europarlamento stanno fioccando interrogazioni, si citano anche minacce a giornalisti che hanno pubblicato i dossier EULEX. Perché, domanda il quotidiano britannico Guardian, c'è voluto 1 anno per sapere che si stava indagando? C'è anche lo scandalo dei visti facili, che mesi fa ha travolto proprio l'ambasciata italiana. Tra l'altro di tutte queste cose non abbiamo avuto praticamente alcun riflesso qui in Italia, perché bisogna stare zitti. L'ambasciata italiana è stata travolta dallo scandalo visti facili alcuni mesi fa. In carcere è finito anche Uke Rugova, il figlio di Rugova, ve lo ricordate? Fu definito il Mandela kosovaro. 3 jihadisti con i passaporti falsi sono entrati in Italia, destinazione in Iraq. 3 combattenti islamici sono entrati in Italia con i passaporti falsi rilasciati dall'ambasciata italiana del Kosovo.
Mentre la Mogherini era ministra degli esteri, in quel caso la Farnesina è intervenuta duramente. A pagare è stato un nome storico, Michael Giffoni, primo ambasciatore italiano a Pristina, che è stato radiato dal corpo diplomatico per la questione dei passaporti falsi che hanno portato in carcere il figlio di Rugova, ma che hanno determinato anche la radiazione dal corpo diplomatico dell'ambasciatore italiano a Pristina, perché dall'ambasciata italiana sono stati rilasciati passaporti a 3 combattenti islamici che sono entrati in Italia per poi andare a combattere per lo Stato islamico in Iraq. Eulex corrotta, Kosovo infetto. E con tutti gli aiuti internazionali in 15 anni, dalla guerra del 99, ogni kosovaro, è stato calcolato, oggi dovrebbe avere il reddito doppio di un cittadino tedesco. Questo solo per dare una piccola idea di che cos'è stato e di che cos'è il Kosovo, al di là della situazione concreta, politica, sociale, economica laggiù, al di là della pulizia etnica, al contrario, pressoché perfettamente eseguita ai danni dei serbi, al di là dell'oscenità di quella guerra del 99 e dei suoi effetti, c'è anche lo scandalo della missione europea e dei tanti quattrini che vi sono girati intorno. Fossero finiti ai kosovari, oggi ogni kosovaro, albanese naturalmente, avrebbe il reddito doppio di un cittadino tedesco. 2 giudici italiani nella bufera, uno di loro in particolare, il magistrato Francesco Florit. Cercheremo di capire come andrà a finire. Intanto, a proposito di gente che va a combattere per lo Stato islamico, un dossier è stato reso pubblico recentemente dal governo iracheno, e ha parlato di una raffica di arresti con naturalmente riflessi poco simpatici per chi sta in Occidente. In questo caso parliamo di Francia. Il Ministero dell'Interno iracheno ha dato notizia ieri di avere collaborato con le autorità francesi a un'operazione che ha portato alla scoperta di alcune cellule dormienti dello Stato islamico a Parigi. Sono state arrestate ben 200 persone legate allo Stato islamico. L'operazione è stata compiuta la settimana scorsa, ha detto senza precisare quando, il Ministero dell'Interno iracheno. I servizi di intelligence iracheno e francese hanno compiuto un'operazione sotto copertura che ha portato alla scoperta di cellule dormienti dello Stato islamico a Parigi, scrive una nota del Ministero dell'Interno di Baghdad. Le indagini hanno preso il via da intercettazioni eseguite dal Dipartimento di Intelligence del Ministero iracheno su conversazioni telefoniche dei membri di queste cellule. Un'altra informazione è stata riferita sempre ieri da funzionari dell'Interpol alla Associated Press. Aspiranti combattenti islamici stanno prenotando biglietti su navi da crociera per unirsi agli estremisti che combattono in Siria e Iraq, sperando di aggirare i tentativi di fermarli in Turchia. Mentre in Francia è venuto fuori un'altra questione di cui si occupa oggi solo il quotidiano Libero con Leonardo Piccini, un dossier politico esplosivo tenuto sotto chiave per settimane, nascosto anche al Parlamento francese, perché si votava per le ultime europee e c'era paura di avvantaggiare sotto elezioni la corsa di Marine Le Pen. Ora però il dossier è venuto alla luce, rivelato da un parlamentare gollista dell'UMP. Il dossier è venuto alla luce, il rapporto shock sull'immigrazione clandestina in Francia, sui suoi costi per la collettività. E il quotidiano Libero è in possesso di ampi stralci della relazione elaborata dalla Commissione Affari Sociali dell'Assemblea Nazionale francese, in virtù del fatto che il deputato dell'UMP Éric Ciotti, 49 anni, parlamentare, presidente della regione Alpi Marittime, esponente di spicco della segreteria nazionale dell'UMP del partito di centrodestra gollista francese, ha fatto pervenire appunto stralci di questo documento, di questo dossier che è rimasto segreto, è stato tenuto nascosto anche al Parlamento perché si votava e c'era la paura di favorire il Front National di Marine Le Pen. Il documento della Commissione Affari Sociali, tenuto nascosto al Parlamento francese, definisce come insostenibili per la collettività le spese sostenute dallo Stato francese per alloggiare i richiedenti asilo. In 10 anni, si legge nel documento, le domande di asilo politico in Francia si sono quadruplicate, passando dalle 5.282 richieste del 2001 alle 24.689 del primo semestre 2014. Il costo per alloggiare questa massa di profughi è di circa 220 milioni di euro all'anno,
che vanno sommati ai 600 milioni di euro stanziati dal governo francese per far fronte al programma denominato Immigrazione e Asilo Politico. Ma recita ancora il rapporto parlamentare della Commissione Affari Sociali del Parlamento francese, dell'Assemblea nazionale, tenuto segreto al Parlamento intero, oltre alle spese per un alloggio d'urgenza, recita il rapporto, vanno considerati anche gli aiuti economici erogati ogni giorno agli immigrati, sussidi che originariamente erano previsti come aiuto temporaneo e che invece col passare del tempo si sono trasformati in prassi costante. Vitto e alloggio in strutture alberghiere a spese del contribuente, in Francia così come in Italia naturalmente, sono stati chiusi i centri di identificazione e di espulsione che in Francia si chiamano CADA, ossia centri di identificazione e soggiorno temporaneo, e il documento della Commissione Affari Sociali del Parlamento francese parla anche di 22.000 stanze d'albergo pagate ogni giorno dallo Stato nel periodo del 2013 contro le 13.000 del 2009, ossia un aumento di posti letto in strutture ricettive turistico-alberghiere pari al 70%. Le richieste di posti letto, prosegue la Commissione Affari Sociali, si sono moltiplicate per 3 nel periodo che va dal 2008 al 2012. Ci sono più immigrati nelle strutture alberghiere che nei centri di soggiorno temporaneo ancora esistenti. Il governo Hollande ha autorizzato per l'anno prossimo, 2015, un ulteriore finanziamento di alloggi per i richiedenti asilo pari a 132 milioni e mezzo di euro. Secondo il deputato dell'UMP Ciotti, si tratta di costi allucinanti, insostenibili per lo Stato e per i cittadini, perché il mantenimento di ciascun profugo costa 870 euro al mese, una spesa che genera scontento e squilibri sociali, visto che, dice ancora il deputato francese Eric Ciotti, diamo sussidi economici ai profughi, ma li tagliamo ai cittadini francesi in gravi difficoltà economiche. Il parlamentare transalpino punta il dito contro il numero di richieste di asilo politico. Lo studio della Commissione Affari Sociali evidenzia l'esplosione di queste domande. Siamo ormai giunti alla ragguardevole cifra di 30.000 domande di protezione e di asilo politico. Domande ancora al vaglio dell'Ufficio Protezione Rifugiati e Apolidi. Si tratta di dossier che fino ad oggi sono stati tenuti sotto chiave, forse per paura che montasse un caso politico. Conclusione del deputato transalpino: le domande di protezione internazionale nel periodo 2007-2013 sono aumentate dell'85%, il fenomeno è dovuto al proliferare di filiere illegali dell'immigrazione, vere e proprie mafie, che possono contare sull'atteggiamento permissivo di paesi come l'Italia, che con l'operazione Mare Nostrum hanno facilitato l'ingresso indiscriminato di profughi e immigrati. Così in Francia. Mentre a proposito di cose europee c'è da godersi il pezzo di Giorgio Ponziano sulla gita a Bruxelles dei deputati del Movimento 5 Stelle, in particolare di un paio di loro. Uno, un organizzatore di Rimini. La storia l'abbiamo già raccontata e godetevelo comunque il pezzo a pagina 8 di Italia Oggi, con tutte le giustificazioni, anche le capriole verbali dei pentastellati degli europarlamentari, in questo caso soprattutto uno. L'ultima gita si è conclusa ieri. Qual è il concetto? Il concetto chiave, che riguarda peraltro tutti i deputati europei, poi ci sarà chi se ne avvale e chi no, in questo caso il Movimento 5 Stelle e alcuni dei suoi deputati perlomeno se ne avvalgono: ogni parlamentare europeo può portare a Bruxelles 110 persone all'anno, interamente spesate. Poiché i parlamentari sono 715, il bilancio dell'Unione Europea dunque è predisposto per pagare ogni anno 78.650 ospiti che, a insindacabile giudizio di chi li invita, arrivano a Bruxelles. Non ci sono regole, la scelta cade nella libera responsabilità dei magistrati. Tra l'altro, non dei magistrati, degli eurodeputati evidentemente, perché il numero colpisce però, perché ogni parlamentare europeo può portare a Bruxelles 110 persone all'anno interamente spesate, cioè con alloggio e vitto, anche se il deputato dei 5 Stelle Marco Affronte, che ha organizzato l'ultimo tour partendo da Rimini, ha detto che mangeranno alla mensa del Parlamento europeo, però la cifra stanziata è quella lì,
ogni eurodeputato può portare in un anno 110 persone interamente spesate a Bruxelles, naturalmente per fargli conoscere meglio l'Unione Europea, i meccanismi dell'Unione Europea, il funzionamento del Parlamento Europeo, i trattati europei e via dicendo. Gita a Bruxelles a spese nostre, sintetizza il quotidiano Italia Oggi. Bim bom, João Gilberto, Sergio Mendes e Brasile, un po' di bossa nova, ma andiamo a vedere la questione di Juncker del Lussemburgo, le multinazionali e le tasse che spariscono. 340 gruppi che hanno usato il paradiso fiscale europeo, dal quale si è prodotto poi il vertice, giustamente, dell'Unione Europea, il vertice della Commissione, il presidente della Commissione Juncker. È quello che Camilla Conti sul Fatto Quotidiano di oggi chiama il buco nero fiscale nel cuore dell'Europa. Il buco nero fiscale nel cuore dell'Europa ha un nome, si chiama Lussemburgo. Lì confluisce una massa di quattrini parcheggiati da multinazionali, banche, imprese grandi o piccole, marchi della moda e altre migliaia di società sottratti all'economia dei paesi dell'Unione, nella piena legalità, perché il rifugio all'ombra del paradiso fiscale del Granducato di Lussemburgo non è contro la legge, anzi il sistema è fiorito ed è stato mantenuto anche grazie al lungo governo di Jean-Claude Juncker, premier per 18 anni, ministro delle finanze e ora presidente della Commissione europea. Alfiere dell'ortodossia, del rigore, dell'austerità contabile in Europa, pirata in casa propria quando era premier del più piccolo ma molto ricco paese membro dell'Unione Europea, 550.000 abitanti, un PIL pro capite inferiore solo a quello del Qatar. Lo scandalo è al centro dell'International Consortium of Investigative Journalism, che ha diffuso in contemporanea in 26 paesi le carte. Nel mirino gli accordi segreti tra le autorità del Lussemburgo e 300 aziende di tutto il mondo, tra cui colossi come Amazon, Ikea, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Pepsi Cola, Gazprom e 31 in Italia per spostare flussi finanziari enormi pagando tasse minime. I risultati dell'inchiesta sono diventati un caso internazionale battezzato LuxLeaks, cioè le rivelazioni sul Lussemburgo, con tanto di carte e documenti. I documenti sono tutti pubblicati sul sito del network giornalistico americano ICIJ. Ve lo dico in sigla perché così trovate facilmente l'indirizzo anche su internet. ICIJ, I lunga, quella di Juventus, alla voce Luxembourg Leaks. Basta cliccare sul paese di riferimento o su un determinato settore per effettuare la ricerca dei file, dei documenti. Molti documenti riguardano solo gli accordi firmati con la consulenza dei revisori del bilancio PricewaterhouseCoopers
e si riferiscono a intese siglate negli anni passati con il fisco del Granducato di Lussemburgo. Alcune società, inoltre, nel frattempo sono state liquidate. Per l'Italia, guarda un po' chi ti spunta, uno dei protagonisti della cena di ieri sera a Milano con Matteo Renzi, Manfredi Catella, immobiliarista, gruppo immobiliare Heinz. Per l'Italia spuntano le carte del suo gruppo, il gruppo Heinz, appunto, di Manfredi Catella. Ieri uno degli ospiti più importanti della cena di Matteo Renzi. Manfredi Catella, grazie ai capitali anche raccolti in Lussemburgo, ha ridisegnato il quartiere di Porta Nuova nel centro di Milano, il quartiere dove ieri ha fatto la cena, appunto, non casualmente, il Presidente del Consiglio Renzi. Nei documenti si trovano file del 2010 che si rifanno a intese precedenti siglate a partire dal 2006. Di certo le holding lussemburghesi, che controllano fondi immobiliari di diritto italiano, già soggetti a un particolare regime fiscale favorevole ai sottoscrittori, le holding lussemburghesi hanno certamente pagato meno tasse rispetto al conto che avrebbero dovuto pagare se le stesse scatole societarie fossero state basate in Italia. E anche qui, a dire il vero, niente di nuovo, perché figuratevi, la compravendita di Telecom Italia fu fatta tramite società lussemburghesi nel passaggio dai colanini alle successive proprietà, con tanto di messa al sicuro in Lussemburgo di 1,5 miliardi. Poi ne ha fatto pagare una multa a Colanini e Gnuti di 200 e 300 milioni. Il resto, te saluto, giusto? No? Il resto è profitto. In Lussemburgo è stata compravenduta quella che era il frutto della prima grande privatizzazione italiana, è un'aziendina da nulla come Telecom Italia. Beh, insomma, non è che sia cose nuove, però sono venute alla luce con tanto di documenti. Nell'architettura societaria che emerge dai documenti compaiono anche le casseforti dei Ligresti, che a lungo hanno finanziato la immobiliare Hines di Manfredi Catella, che adesso è uno dei più renzianissimi. Il superlativo e il comparativo sono voluti. Sempre sul fronte immobiliare, i revisori di PricewaterhouseCoopers si sono occupati anche di un accordo siglato fra Deutsche Bank e la Regione Sicilia ai tempi di Cuffaro. Si tratta di un'operazione condotta attraverso il fondo Global Opportunities, gestito dai tedeschi di Deutsche Bank attraverso una piramide societaria che arriva in Lussemburgo. Le regole, il ruling, hanno detto ieri le autorità lussemburghesi, il ruling, cioè queste sono regole fiscali, sono valide, sono buone, ha ricordato le autorità lussemburghesi. Il ruling è stato battezzato malvasia e riguarda alcuni palazzi, in questo caso, le regole del contratto fra Deutsche Bank e Regione Sicilia depositato in Lussemburgo. Il contratto è stato battezzato malvasia e riguarda alcuni palazzi ceduti al fondo lussemburghese dalla Regione Sicilia, che poi si riprendeva in affitto quegli stessi palazzi pagando canoni milionari. E naturalmente qualcuno gnamme, evidentemente. Vuoi
422. Per quanto riguarda poi le banche, sempre a proposito di Lussemburgo e di comodi domicili fiscali, il San Paolo nel 2007 si fonde con Banca Intesa e nel 2008 firma un accordo attraverso la controllata lussemburghese San Paolo Bank. Nei leaks, cioè nei documenti rivelati da International Consortium of Investigative Journalists, nei documenti insomma compare anche un accordo siglato da Unicredit International nel 2009. Unicredit è la stessa banca finita nel mirino del fisco per l'operazione Brontos. L'istituto bancario ha già versato all'Agenzia delle Entrate 264,4 milioni, chiudendo la controversia. Ma l'inchiesta penale è ancora in corso e tra gli indagati vede anche l'ex numero 1, oggi presidente di Monte Paschi Siena, Alessandro Profumo, con l'accusa di frode fiscale. Secondo l'ipotesi della Procura di Milano, Unicredit e Barclays tra il 2007 e il 2009, tramite operazioni di finanza strutturata realizzate attraverso società lussemburghesi riconducibili alla banca inglese Barclays, avrebbero evaso il fisco per 245 milioni. Il ruling, i contratti lussemburghesi sono stati utilizzati anche da Banca delle Marche, Banca Rossa, ora commissariata da Banca Italia, che nel 2005 aveva creato in Lussemburgo una società di gestione di un fondo. 5 anni dopo, alla società lussemburghese della Banca delle Marche, a stretto controllo rosso centro-sinistra, sono state trasferite altre attività, tanto che la banca si rivolge alle autorità locali per capire l'importo che poteva essere dedotto fiscalmente. La società sarebbe stata liquidata nel dicembre 2011. Nel capitolo Italia poi ci sono UBI, Banca Sella e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Anche Finmeccanica era attiva nel 2010 nel Granducato per ristrutturare alcune società, come nel caso della liquidazione di Mecfint, con distribuzione dell'attivo alla società madre e della fusione di Finance dentro la controllata Aeromeccanica. Nella relazione al bilancio 2013 di Finmeccanica si legge inoltre che attraverso la società lussemburghese, la controllata Finmeccanica Finance, società anonima, e un pool di banche internazionali che ha collocato a gennaio 2014 un bond da 250 milioni integrativo del prestito obbligazionario di 700 milioni di euro già emesso a novembre 2013, la ultima operazione effettuata, si legge appunto nella relazione al bilancio, è questa qui, attraverso la controllata lussemburghese Finmeccanica Finance, società anonima. Le obbligazioni sono state quotate sulla borsa di Lussemburgo e nel volantino pubblicitario della borsa lussemburghese si legge che chi riceve gli interessi su obbligazioni quotate ed emesse da una società residente fiscalmente in Lussemburgo ha un trattamento di favore. Nella nuova gestione Moretti, spiegano da Finmeccanica, i bond non saranno più emessi in Lussemburgo, ma dalla britannica Finmeccanica UK. Tra i gruppi che si sarebbero avvantaggiati degli accordi riservati con il fisco lussemburghese ci sono colossi come l'IKEA, ma anche Apple, Amazon, Pepsi, AIG americana, Heinz, il Gotha della finanza francese, svariati big britannici, tra cui Vodafone, HSBC, Burberry, oltre al fondo Permira che controlla Hugo Boss, insieme ad alcuni membri della famiglia Marzotto. Tra le multinazionali, la mole più imponente di accordi in Lussemburgo è quella di Procter & Gamble, quasi 80 miliardi di dollari a suon di certificati che coinvolgono anche la filiale italiana di Roma. Il tutto naturalmente non è nuovo, può destare scandalo o meno, può però indurre a qualche considerazione, che si tollerano paradisi fiscali naturalmente di questo tipo e che anzi producano personaggi emeriti che poi vengono a fare la morale come Jean-Claude Juncker. Poi tutto era perfettamente conosciuto, qua ci sono i documenti, si possono consultare, si possono leggere i nomi delle imprese, il meccanismo lo conoscevamo già, di estremamente nuovo c'è poco e nulla, però c'è un bel elenco, diciamo, che può essere sempre utile guardare. Anche i quotidiani vari oggi se ne occupano, più in dettaglio se ne occupa l'Espresso, che apre la sua copertina e fa un paio di servizi su questa questione, ma vi vorrei anche citare il pezzo di Ivo Caizzi, giornalista del Corriere della Sera che da tantissimo tempo si occupa di questioni europee, e in questo caso si occupa anche di questo scandalo provocato dall'inchiesta giornalistica LuxLeaks, che in sostanza rivela favoritismi fiscali concessi dal Granducato del Lussemburgo, di cui per 20 anni è stato premier e ministro delle finanze l'attuale numero 1 della Commissione europea Juncker,
Dunque favoritismi fiscali concessi dal Lussemburgo di Juncker a centinaia di società straniere per ridurre al massimo le tasse da pagare in altri paesi. Questo è il lato politico, diciamo, della vicenda, cioè il signor Juncker, fiancheggiatore dell'austerità fiscale assoluta, a danno naturalmente del cittadino comune in ambito europeo, fiancheggiatore dell'austerità e via dicendo, è stato il premio per 20 anni di uno Stato che ha fatto accordi con le società straniere per fottere il fisco degli altri stati. Questo è il lato politico, diciamo, dell'intera questione. Che poi questo accadesse, lo sapevamo, che questo personaggio diventasse il numero uno della Commissione europea, questo è accaduto di fatto, col voto naturalmente del Partito Socialista Europeo, in sostanza con il voto dei democristiani e dei socialisti, il compromesso, diciamo, in Parlamento europeo, e con il voto del PD per quanto riguarda l'Italia. Il che apre, scrive oggi Ivo Caizzi sul Corriere, un delicato caso politico in Europa. Il caso politico è proprio questo qui. Al centro del caso c'è naturalmente il neopresidente della Commissione europea, il lussemburghese Juncker, che nei 20 anni da premier e ministro delle finanze del Lussemburgo è stato il principale promotore del regime locale di paradiso fiscale con rigido segreto bancario. E ora, da uomo simbolo dell'Unione Europea, dovrebbe essere proprio lui a guidare l'azione contro i privilegi fiscali che lui stesso concedeva da capo del governo. Nell'Europarlamento il leader dei liberali, l'ex premier belga Guy Verhofstadt, ha chiesto che la Commissione europea si presenti immediatamente all'Assemblea per spiegare se i favoritismi fiscali denunciati dal Consorzio internazionale di giornalisti investigativi di Washington, che ha rivelato i documenti, rispettano la legge europea o se invece il sistema scelto dal Lussemburgo sia illegale. Il presidente degli eurodeputati italiani del PD, Pittella, presidente degli eurodeputati del PSE, ma esponente del PD, Gianni Pittella, ha detto che c'è un problema di credibilità di Juncker, il quale deve mostrare da che parte sta, dalla parte dei cittadini o degli evasori fiscali delle aziende. Il ministro delle finanze francese, Michel Sapin, ha tuonato che non è più accettabile alcun sistema di ottimizzazione fiscale, e anche da Belgio, Germania e Olanda sono arrivate proteste contro il Granducato di Lussemburgo. Juncker, quando era presidente dell'Eurogruppo dei ministri finanziari, fino a poco fa, prima di essere nominato presidente della Commissione, ha sostenuto le misure di austerità volute dalla cancelliera tedesca Merkel, che hanno provocato aumenti delle tasse ai cittadini comuni di paesi membri in difficoltà. Come premier lussemburghese e ministro delle finanze, invece, ha stretto accordi a beneficio delle grandi aziende, non dei cittadini comuni. Al tempo stesso, da premier lussemburghese, Juncker concedeva lettere di conforto a un'infinita serie di società straniere per garantire pagamenti ridotti al fisco. In alcuni casi, secondo i documenti rivelati da LuxLeaks, anche soltanto l'1% di tasse, cioè andavi in Lussemburgo e ti mettevi d'accordo col signor Juncker, capito il discorso? Questo era il punto, cioè lui, come premier e ministro delle finanze e come sostanziale monarca del Lussemburgo, aveva la facoltà di stringere accordi individuali per far pagare tasse in Lussemburgo dell'1% addirittura rispetto alle tasse che invece banche, multinazionali, imprese, furbi di ogni genere avrebbero dovuto pagare a casa loro. Su trattativa privata, lettere di conforto, questo è, diciamo, il modello istituzionale che crea il caso politico, perché è ammissibile che ci sia un Lussemburgo fatto così e che funziona così nel centro dell'Europa, che viene poi a fare a noi le prediche attraverso quello che è stato per 20 anni un primo ministro lussemburghese come Juncker, il quale stringeva accordi di questa natura come fossimo al suc del risparmio o della furberia fiscale. Tu vieni qua, io ti faccio pagare l'1%, a quell'altro gli faceva pagare il 2%, a quell'altro il 10%. Questo è il Lussemburgo. Poi vengono a fare le prediche, certo, giacca, cravatta, e vabbè, il vizio del bere, che questo alla fine è un dettaglio in tutto ciò, ma comunque il sistema da suc, diciamo così, del paradiso fiscale lussemburghese sembra essere questo qui. Cosa ha detto ieri Juncker, secondo voi? Si è presentato da qualche parte? No. L'ex premier lussemburghese è rimasto in silenzio nella giornata di ieri e ha cancellato la partecipazione a una conferenza. Il portavoce del signor Juncker ha ricordato che la Commissione sta già agendo contro l'Irlanda, contro l'Olanda, ma anche contro lo stesso Lussemburgo per aiuti di Stato illegali relativi a favoritismi fiscali.
Nel mirino ci sono le sedi in Lussemburgo di Fiat Finance e di Amazon. LuxLeaks, lo scandalo, ha fatto emergere altri grossi nomi di multinazionali, ma le inchieste della Commissione europea, ereditate dal neocommissario per la concorrenza, la danese Margrethe Vestager, appaiono destinate a moltiplicarsi, perché le stime parlano di decine di migliaia di società straniere domiciliate in Lussemburgo, tra cui moltissime società italiane. Al Lussemburgo dedica un articolo oggi sul Corriere anche Mario Gerevini in forma di retroscena, un paradiso fiscale in abito blu che attira i clienti da tutto il mondo. L'economia del Lussemburgo è larghissimamente basata sul sistema delle banche, sul sistema bancario. Il reddito pro capite, cioè medio, del Lussemburgo è pari a $106.400, è il primo in assoluto in Europa e nel mondo, mentre per il potere d'acquisto il Lussemburgo è superato soltanto dal Qatar. Raccontano i vecchi frequentatori delle banche e delle fiduciarie lussemburghesi, scrive Mario Gerevini, che una volta per strada c'erano le macchinette tritacarte. Tedeschi, francesi, belgi e molti italiani erano i clienti abituali degli studi professionali e delle finanziarie del Granducato. Poi la tecnologia si è evoluta e con essa la finanza, ma il Lussemburgo è sempre rimasto lì, in mezzo, crocevia di grandi capitali non sempre tracciabili né puliti, paradiso fiscale in giacca e cravatta, più sofisticato ed efficiente delle rozze isole Cayman o di Panama o delle isole Vergini britanniche e ben più aderente alle cosiddette norme internazionali. Un sistema fiscale societario concorrenziale, una notoria riservatezza che attira clienti da tutto il mondo, tant'è che il paese di Jean-Claude Juncker ha più holding societarie che numero di abitanti. Sono migliaia le società targate Lussemburgo che controllano interi gruppi industriali di altri paesi d'Europa o le loro attività in Europa, dalle quali poi incassano dividendi con vantaggi fiscali enormi. Colpisce però anche la procedura delle lettere di conforto, cioè io, grande azienda, grande banca o grande riccone, furbo, vado là e contratto direttamente la mia quota di tasse da pagare lì. Niente male, ci dessero anche a noi questa possibilità, cittadini comuni. Comunque, sono migliaia, dicevamo, le società targate Lussemburgo che poi controllano gruppi industriali di altri paesi, loro attività in Europa, incassando dividendi con vantaggi fiscali enormi. Amazon, Apple, Starbucks, solo per fare 3 nomi al centro delle indagini per possibili trattamenti fiscali di favore non conformi alle regole dell'Unione Europea. E per essere non conformi alle regole dell'Unione Europea uno viene premiato e diventa presidente della Commissione Europea. Per stare all'Italia, Luxottica, la multinazionale fondata da Leonardo Del Vecchio, è controllata dalla lussemburghese Delfin, che 5 anni fa ha chiuso il contenzioso col fisco italiano versando 200 milioni. Qualcuno poi ricorderà, l'abbiamo fatto prima e lo ricorda giustissimamente anche Mario Gerevini sul Corriere della Sera, che la famosa scalata a Telecom di Colaninno e Gnutti venne lanciata radunando la cordata intorno alla società Bell, con sede nel Granducato. Lì c'era anche il fondo Oak, quercia, ve lo ricordate il simbolo di S qual era, la quercia? E quando vendettero Telecom alla Pirelli di Marco Tronchetti Provera, Colaninno e Gnutti fecero un'enorme plusvalenza in Lussemburgo. Anche in quel caso il fisco italiano chiese il conto, però peccato che il conto poi richiesto è stato molto inferiore al valore della plusvalenza e del profitto effettuato. Russi e cinesi oggi peraltro sono di casa anche loro negli uffici dei consulenti lussemburghesi. Il China Investment Corporation, fondo sovrano al servizio del Partito Comunista Cinese, ha impiantato in totale riservatezza il suo hub, la sua holding societaria europea, proprio in Lussemburgo. I bilanci della holding Land Breeze, controllata da Pechino, sono impressionanti. 7,3 miliardi di dollari di patrimonio, con partecipazioni anche in Indonesia, finiti in Lussemburgo. Burocrazia efficiente e non eccessiva, servizi bancari tra i migliori al mondo, normativa che garantisce certezza nel tempo, fisco molto gentile
e leggi flessibili quel tanto che basta per essere interpretate dai funzionari del Granducato di Lussemburgo. Questo è il punto, conclude Gerevini, un'interpretazione forse troppo elastica e allo stesso tempo mirata, fuori dai binari comunitari, utilizzata come leva per attirare più clienti possibile e favorire le grandi multinazionali che portano soldi. Del buco nero delle tasse in Lussemburgo si occupa, come dicevamo prima, anche l'Espresso in dettaglio, con servizi di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti. Per la prima volta svelati gli accordi riservati tra aziende e governo del Lussemburgo per ottenere risparmi fiscali. Sono i ruling, cioè gli accordi appunto di volta in volta stipulati dallo Stato del Lussemburgo dell'ottimo Juncker con le multinazionali, le società, i ricchi, documenti su oltre 300 società anche italiane che trasferiscono risorse colossali in Lussemburgo, un sistema che toglie denaro alle nostre economie, proliferato nel Granducato sotto la guida di Juncker, che ora è presidente della Commissione dell'Unione Europea, scrive l'Espresso nel suo servizio d'apertura e di copertina. C'è un buco nero nel cuore dell'Europa, un piccolo stato grande come la provincia di Bergamo, ma con la metà degli abitanti, appena 550.000. È il Lussemburgo, membro fondatore dell'Unione Europea, stretto fra Francia, Germania e Belgio. Paese ricchissimo. La sua fortuna sono le tasse, quelle degli altri, scrive l'Espresso, nel senso che da almeno mezzo secolo è diventato la meta preferita delle aziende alla ricerca di un trattamento fiscale di favore. Dalle multinazionali alle banche, dalle imprese familiari ai grandi marchi della moda, migliaia di società hanno trovato rifugio all'ombra del fisco leggero dell'unico Granducato superstite sulla carta geografica del mondo. Un sistema cresciuto anche grazie al lungo governo di Jean-Claude Juncker, premier per 18 anni, ministro delle finanze e ora alla guida della Commissione europea. I documenti che l'Espresso pubblica in esclusiva per l'Italia raccontano nel dettaglio il funzionamento di una macchina che ha consentito al piccolo Lussemburgo, il più piccolo Stato dell'Unione Europea, di accumulare una ricchezza straordinaria, con reddito pro capite di $106.000 in media per ogni cittadino, il più alto del mondo, quasi il triplo di quello italiano. Sono 28.000 pagine di dossier confidenziali che descrivono gli accordi siglati da oltre 300 società, fra cui molte italiane, con le autorità lussemburghesi. Grazie a queste intese, il peso delle tasse è stato ridotto in misura sostanziale, se non azzerato. Il materiale presentato nell'inchiesta è stato raccolto dal network giornalistico statunitense ICIJ, cioè ICI lunga, sta per International Consortium of Investigative Journalists, e viene pubblicato in contemporanea da 26 testate di diversi paesi. I contratti sono tutti siglati PricewaterhouseCoopers, la multinazionale della revisione di bilancio e della consulenza che ha assistito le aziende nel negoziato con il governo del Lussemburgo, cioè con Juncker. Nei file si trovano marchi molto conosciuti, da Amazon a Ikea, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Pepsi, Gazprom, Finmeccanica, Intesa, Deutsche Bank, Heinz o Hines, che è Manfredi Catella, il grande amico di Renzi e uno degli ospiti VIP di ieri sera a Milano per la cena di finanziamento. In Italia hanno realizzato affari miliardari tutti transitando dal Lussemburgo per risparmiare sulle tasse. Il sistema funzionava e ancora funziona secondo un reciproco accordo. Le aziende spostano nel Granducato flussi finanziari per centinaia di miliardi di dollari e in cambio hanno un trattamento tributario di eccezione. A farne le spese sono i paesi d'origine delle società, costretti a rinunciare al gettito sugli affari dirottati nel paradiso fiscale. Sui 95 miliardi di dollari di profitti che le grandi società americane hanno realizzato in America nel 2012, passando per il Granducato, hanno lasciato al fisco del Lussemburgo poco più di $1 miliardo, l'1,1%. La carta jolly del Lussemburgo, il cuore del reticolo di norme che giocano a suo favore, sono i tax ruling, definiti anche advance tax agreement, cioè degli accordi veri e propri,
delle lettere di conforto, dei patti, diciamo, tra lo Stato e di volta in volta questo, quell'imprenditore o banca. I contratti che l'Espresso ha consultato riguardano soltanto una parte delle migliaia e migliaia di accordi siglati. I testi ottenuti dal network giornalistico americano sono relativi a transazioni preliminari presentate per l'approvazione dello Stato lussemburghese dalla PricewaterhouseCoopers a nome dei propri clienti. I testi vengono presentati, i contratti, al Bureau d'Imposition, conosciuto in gergo come Société Six. In genere vanno da 20 a 100 pagine, a volte molto di più, specialmente quando vengono riportate precedenti richieste. I protocolli descrivono architetture finanziarie molto complicate, con rimandi a testi di legge e a intese internazionali. Sull'Espresso trovate tutto il resto, e anche gli italiani con il fisco su misura, le grandi banche italiane tutte in Lussemburgo, poi Pirelli, Ligresti, il colosso Heinz che ha cambiato faccia a Milano e ospitato Renzi ieri sera, e perfino Finmeccanica, tutte in fila per chiedere benefici. Rapidissimamente vi consiglio però anche la lettura, cambiamo argomento, dell'intervista che abbiamo solo iniziato a leggere stamani in rassegna stampa a Silvio Scaglia, manager di Fastweb, arrestato nel 2010, ora è stato assolto dopo 3 mesi di carcere e 9 di arresti domiciliari. Parla della corruzione, tantissima dice, e pesantissima, che ha sempre trovato nella sua vita di manager in Italia, e questo dice qualcosa. Parla però anche del trattamento giudiziario e carcerario, per così dire, che ha ricevuto, l'interrogatorio di garanzia che è stato una farsa. Dopodiché la pressione dei mezzi di comunicazione che ha travolto il Tribunale del Riesame e perfino la Cassazione, fino al processo che alla fine invece si è svolto in modo a lui favorevole. Il processo ha dimostrato che Scaglia è innocente, secondo la sentenza. Però sono oscene le conferenze stampa dei pubblici ministeri, perché il suo arresto, quello di Scaglia, era stato annunciato in conferenza stampa, come quello di Massimo Giuseppe Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio. Conferenza stampa della procura. Abolirei le conferenze stampa, dice tra l'altro il manager Scaglia. Non è civile che un pubblico ministero, cioè l'accusa, parli in TV di un arrestato, cioè l'accusato. Passa il messaggio che sei comunque colpevole. In quelle condizioni è difficile per i giudici annullare l'arresto. In certi casi è anche difficile annullare poi la condanna. Chiudiamo con questioni sempre di quattrino, perché si sa Dio è uno, ma soprattutto è quattrino, e il quattrino conta e come per vivere su questo mondo. Per chi crede nell'aldilà, magari il quattrino non serve. Per chi invece sta al di qua, e siamo comunque tutti noi, il quattrino serve, specie se te lo sudi e te lo fatichi, e non hai possibilità di fare il furbo in Lussemburgo o altrove. Se te lo sudi e te lo fatichi, anche lo 0, è importante. E qui stiamo parlando di qualcosa più dello 0, perché si parla di una particolare categoria, per carità, però la manovra finanziaria non ha trascurato nessuno, nemmeno le partite IVA interessate al regime dei minimi, cioè quelle più piccole. Il mondo delle partite IVA con regime al minimo, il regime agevolato, è in subbuglio, perché anche lì le tasse cresceranno. Il sottosegretario all'economia Zanetti ha garantito che non sarà così, però intanto è alle viste una triplicazione delle tasse anche sulle partite IVA al minimo, tanto per godere tutti. Per fortuna che l'Agenzia delle Entrate, tramite la neo direttora, naturalmente renziana, Rossella Orlandi, ha promesso che ci saranno magnifiche sorti e progressive per il fisco italiano. Non ve le dettaglio nemmeno, perché le promesse ormai ci hanno, come dire, un pochino, mica tanto, ma un pochino stanno cominciando a urtarci, un pochino le promesse, stanno cominciando a diventare un qualcosa di fastidiosetto. Noi ci salutiamo qui, buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca.